I carabinieri della compagnia di Caltanissetta e del gruppo della Guardia di Finanza Nissena hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'indagine, coordinata dalla locale procura, è stata avviata nel 2020 e secondo l'accusa avrebbe permesso di disarticolare un presunto sodalizio composto da imprenditori che attraverso una frode carosello avrebbero ottenuto a vario titolo un indebito risparmio d'imposta, simulando una serie consecutiva di vendite di prodotti mai usciti dai magazzini della società venditrice, con la collaborazione di aziende estere italiane rivelatesi delle cartiere. Il gruppo aveva collegamenti anche nella Repubblica Ceca, dove sarebbero stati creati soggetti giuridici fittizi necessari per la realizzazione delle frodi. Il meccanismo era semplice, emerge dalle indagini dell'operazione della sezione operativa dei Carabinieri e complessivamente le analisi contabili del gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta sarebbe stato realizzato per favorire in modo prevalente una società di San Cataldo che avrebbe omesso di versare imposte per circa 2 milioni e mezzo di euro derivati da un fittizio fatturato di circa 8 milioni di euro. Questo meccanismo, contesto alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, le avrebbe assicurato una posizione di supremazia nel mercato dei pneumatici venduto al pubblico a prezzi notevolmente inferiori a quelli determinati dalle regole della concorrenza e quindi a svantaggio delle imprese rivali. Tra gli indagati considerati costruttori, promotori e organizzatori del sodalizio sono stati posti agli arresti domiciliari, gli altri 8 sono stati sottoposti alla misura dell'interdizione dell'esercizio delle attività d'impresa e al divieto di assunzione di uffici direttivi delle persone per la durata di 1 anno. Parallelamente è stato anche eseguito un sequestro preventivo di circa 2 milioni e mezzo di euro. L'indagine è stata eseguita anche con il contributo da parte di amministrazioni tributarie estere.